lo scopo del passante verde è proprio questo, quello di fare un unico parco lineare, se così vogliamo chiamarlo, da Dolo a Quarto d'Altino, per ricreare ai lati del passante, ai lati di quest'opera importante per il territorio, ma che di fatto ha prodotto anche una ferita, ricreare quel paesaggio rurale che c'era prima, ma insieme mettere giù tanti alberi per abbattere un po' di inquinamento atmosferico, ma anche momenti, soprattutto in località Mirano, Vetrego, Spinea, Salzano, Martellago, di creare dei momenti di realizzazione di parchi urbani che nel nostro territorio non sono particolarmente carenti. Devo dire che questa è un'idea nata dalle organizzazioni del mondo agricolo, in particolare dalla Coldiretti, che noi abbiamo accolto a braccia aperte perché ci sembrava giusto, ci sembrava corretto, ma soprattutto per quanto ci riguarda è guardare avanti nel realizzare appunto questo tipo di intervento, realizzare gli alberi, i parchi e così via, perché stanno nel nostro DNA, nella nostra voglia di come dire, dotare il nostro territorio di tutte quelle infrastrutture anche minimali, come può sembrare questa, ma di cui i nostri cittadini hanno bisogno. Si potrà fare un'iniziativa del genere anche sulla terza corsia della 4 verso Trieste, che parte la prossima settimana? E lì il problema è molto più difficile, perché in alcune parti, come voi vedete, ci sono l'aggregato di fabbricati è proprio incombente sulla terza corsia, ma anche lì si possono lavorare, stiamo lavorando per realizzare questo. In particolare lì ormai abbiamo già chiuso un accordo anche con i consorzi di bonifica per realizzare una serie di canali che mettono in sicurezza idraulica tutta l'area a nord e tutta l'area a sud, quindi parlo di Pramaggiore, Annone Veneto, Sastino di Livenza, ma anche sotto tutta l'area del Portogalese. A fianco a questi canali vengono piantumati anche alberi, quindi proprio per ricreare il paesaggio.